Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Siamo in collegamento con Ottavio Sartori, cofondatore di Arredissima, che è il main sponsor della omonima squadra di rugby femminile del Villorba. Innanzitutto, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti voi. Allora, recentemente l'arredissima Villorba si è laureata campione d'Italia di rugby femminile, appunto, sconfiggendo una compagine come il Valsugana, imbattuto in stagione e tra l'altro favorita anche della prima ora. Lei ha detto che questa vittoria è stata straordinaria non solo per la squadra, ma soprattutto per lo sport. Sì, è stato un'esperienza bellissima essere là in finale, sapendo di partire come sfavoriti e già per 2 anni di seguito essere battuti in finale non è stata una bella esperienza, nonostante le nostre ragazze combattive fino all'ultimo. Vedere una partita così entusiasmante, hanno messo anima e cuore, vedi proprio l'impegno massimo messo da tutte quante loro. E subito dopo 10 minuti, 5-10 minuti, vedi la prima meta, arriva la seconda. Difatti loro sono state un po' scioccate da questa forza e energia che mettevano, e dopo l'impegno e l'importanza della nostra capitana Sara a tenere legato la squadra per chiudere, per fare in modo di non lasciargli spazi a loro per controattaccare, sospesi quel fiato fino all'ultimo minuto, è stata una bella situazione. E questo sport l'ho praticato da giovane, e anche se in breve tempo, però sono legato al mondo del rugby per i valori che trasmette. Quindi quando mi hanno proposto di entrare nel mondo rugby, ho accettato molto volentieri, perché anche noi come azienda abbiamo dei valori che comuni con loro, e che ci rispecchiano. Quindi vedere i nostri valori rispecchiati anche su una squadra dello sport, e vedere anche per loro il significato di avere rispetto del cliente, il famoso terzo tempo, sono cose che ti riempiono il cuore. E quindi molto volentieri quello che stiamo facendo, appoggiando uno sport così che è nazionale, però è seguito poco dai media, è poco sostenuto, e è un orgoglio personale e aziendale essere sostenitori di uno sport così, per proseguire, per accompagnare loro nel percorso e aiutarle in questa vicenda. E dalle sue parole traspare sicuramente non solo la passione, ma anche la sua esperienza nel mondo della palla ovale. Ma che cosa significa sponsorizzare, essere in particolare main sponsor come siete voi di una squadra sportiva, in particolare di una disciplina considerata, diciamo noi, non del tutto a ragione di nicchia come il rugby femminile in particolare? Guarda, è difficile spiegare questo. È un orgoglio essere main sponsor di questa squadra, e vedere che queste ragazze, seppur non stipendiate, seppur non ricompensate, vedi che mettono il massimo impegno, hanno una coesione tra di loro. Bellissimo il team, sia di quando che lavorano sul campo, sia di quando fanno festa assieme, come hanno festeggiato fino alle 5 di notte di scudetto. Quindi puoi pensare quanto entusiasmo che c'era tra di loro. E vedere questo
team aggregato e con il costante continuo miglioramento che mettono in atto, perché in questi anni, visto l'esperienza negativa di fare sempre un bel campionato ma poi perdere alla fine, hanno lavorato molto su quelli che erano i suoi punti di debolezza, sempre costantemente, ogni singolo allenamento, ogni partita si sono migliorate e in finale hanno dimostrato la loro grande crescita. Quindi le chiedo una cosa, molto spesso le aziende organizzano eventi di team building, così si suol dire. Potrebbe essere che il rugby sia di ispirazione appunto per questi eventi? Guarda, è un pensiero che mi è venuto dopo la finale. Ho detto perché non prendo tutte quante le persone che lavorano in Aridissima e creiamo un coach di lavoro insieme per far integrare ancora di più i valori sulle persone che lavorano per noi, che già lo fanno in maniera splendida e divina. Questo rafforzerebbe ancora di più il team di squadra, i valori che ci somigliano. Quindi lo sto prendendo seriamente in esame. Voglio prossimamente sicuramente faremo vediamo come svilupparlo, ma lo metteremo in atto. E chissà che altre aziende magari prendano ispirazione, perché sono molti gli eventi di team building che è, non vogliamo dire una Sarebbe anche moda. una maniera per aiutare a sostenere questo sport, quindi sarebbe una maniera per aiutare il percorso per loro. Indubbiamente, anche perché dicevamo prima, è considerata una disciplina di nicchia e dicevamo non del tutto a ragione, perché è ben vero che il rugby femminile non gode della stessa visibilità che può avere ad esempio il calcio, ma questo non significa che i praticanti, anzi le praticanti di questa disciplina si impegnino di meno, anzi. Anzi, 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 fare uno sport dove che sai che non hai nessun beneficio economico, ritrovarti che come dopo lavorista, quindi dopo aver fatto le tue 8, 9 ore di lavoro, devi avere la forza e la volontà di preparare il borsone e andare a fare gli allenamenti o le partite sabato, domenica, trasferte e tutto quel coso. E lo fai solo perché stai bene col proprio team, guai che manchi, perché sapresti che se manchi te come persona potresti danneggiare il valore della squadra e quindi sei disposta a rinunciare magari alle due cose personali per portare avanti il valore della tua squadra, il team, il tuo team, la forza del team. Grazie per averci illustrato dunque la sua esperienza e averci dato la sua testimonianza, sicuramente molto importante. Ringraziamo di cuore Ottavio Sartori, cofondatore di Arredissima, main sponsor del Villorba, scusate, rugby femminile, per essere stato con noi. Grazie, grazie. Saluti, piacere mio. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.